Eder, Mech, Pallister. Sebastiano continua a negare il rapporto tra Liliana e Claudio, ma Silvia è sempre più convinta che invece Sebastiano sapesse tutto e anche da tempo. Sebastiano ne era a conoscenza. L'ha detto a me il 29 dicembre che Liliana doveva andare a stirargli le camicie. Quindi non è vero che lui non conosceva Sterpin o che lui non li seguiva e che quindi lui non sapeva di questa relazione. Ma ormai lo sappiamo, no? È anche provato, non è che parole al vento. Hanno detto in tanti. La sera dell'ultima cena Liliana sembrava molto infastidita e in particolare non guardava mai Sebastiano che la stava riprendendo col suo cellulare. Noi pensiamo di sì, non era triste, era arrabbiata, non alza la testa, non guarda chi la filma. Non era una Liliana triste perché che stava pensando di suicidarsi il giorno dopo. Non è così. Non era la Liliana solita, ma sicuramente non era triste. L'amica Adriana dirà che la sera prima, durante la cena, ha percepito un attimo di profonda tristezza da parte di Liliana. Riferiscono che hanno litigato giù in strada prima di prendere l'auto, ma io mi chiedo anche se questa Adriana, che la conosceva dalle scuole elementari, vede che Liliana è un po' strana, perché il mattino non le ha fatto magari una telefonata dicendole qualcosa, come Sebastiano che dice che piangeva durante la notte, perché non l'ha detto quando è andato a fare la denuncia? Perché non l'ha detto che è uscita con la spazzatura, come dice che è uscita con l'umido. E Liliana, quando le cose si mettevano male in una discussione, si prendeva e andava via, quindi non avevi neanche modo di farti spiegare o di litigare con Sebastiano, perché si alzavano e andavano via. Però è successo, questo purtroppo l'ha ricordato soltanto qualche giorno fa, a Pasqua, una persona chiacchierando con Liliana, parlando di amori da coltivare, da tenerseli duri, stretti, lei ha detto: io non posso perché è sposato, e questo succedeva nel 2014. Noi in quel momento non abbiamo, questa persona in quel momento non ha recepito il fatto che non stava parlando di Sebastiano, perché si vede che lei lo aveva in testa in quell'attimo e l'ha tirato fuori così, magari anche senza pensarci. Però ovviamente noi non potevamo sapere della loro frequentazione. Ovviamente. Un ulteriore aneddoto: dopo una settimana che Claudio Sterpin si sposa, adesso non so se con la prima o seconda moglie, Liliana va a casa sua e gli chiede: perché lo hai fatto? Io quello che voglio dire è che innanzitutto sono io che segnalo che sono 1 minuto e 50 dietro Lilli, perché gli inquirenti, come non hanno riconosciuto il 29 del 12 Liliana nei fotogrammi, nei video, ecco, non hanno riconosciuto neanche a me, e credo che Liliana in viso non la si riconosce, mentre quando passo io, chi mi conosce logicamente dice quella è Gabri. Ecco, innanzitutto tengo a precisare questo. Seconda cosa, io sto facendo una camminata sportiva e me ne stavo andando in palestra, non ho attaccato il mio programma fitness e finché non arrivo in palestra il mio programma registra tutto quanto. Bene, allora io credo che se Lilli fosse andata, perché facciamo lo stesso percorso per la Wind, ecco, la mia camminata è più veloce di quella di Lilli, penso che dopo un 500 metri l'avrei raggiunta, probabilmente la vita di Lilli sarebbe cambiata. Io credo che dopo il Cassonetti, che vediamo che gira l'angolo, giro io l'angolo, siamo in 2 a girare l'angolo, ma lei, ripeto, è 1 minuto e 50, sembrano pochi ma sono tanti. Lei, ho i miei dubbi addirittura che arriva alla della Chiesa. Teniamo buona la testimonianza della fruttivendola, che qualcosa anche là, onestamente, ma è un mio parere, mi lascia perplessa. Comunque, secondo me, quando arriva in piazzale Gioberti, viene non caricata, sale lei con qualcuno che conosce molto bene. Ma l'ho detto da subito anche agli inquirenti, lei è salita in macchina con qualcuno che conosceva bene, altrimenti Lilli non sale in macchina. Noi diciamo che la ricostruzione che fa la signora Gabriella potrebbe avere un'importanza e un significato dal punto di vista indiziario. Sappiamo che, e questo non è un'accusa assolutamente, anche perché Visentin è persona offesa come la mia assistita in questo procedimento, ma sappiamo che quella mattina
il signor Visintin, c'è un momento in cui è lontano, circa, mettiamola così, pochissimi metri o 1 minuto di distanza dal negozio Wind dove si doveva recare la signora Liliana, è lo stesso Visintin che era stato in Corso Italia, anzi in via Economo, che era l'ultimo negozio dove doveva consegnare o riprendere quei coltelli che poi doveva affilare. Quindi c'è un momento in cui le celle telefoniche riscontrano questa vicinanza tra Visintin e Liliana Resinovic. Quindi potrebbe essere tutto, qualcosa è successo. Sicuramente la signora non è arrivata in quel negozio di telefonia. Sicuramente abbiamo un dato certo e ce lo dice Claudio. Claudio non ha motivo per il quale dover mentire, che la tappa, quindi l'uscita di casa di Liliana, era dovuta poi arrecarsi presso il negozio e lì non c'è mai arrivato. Vabbè, cosa è successo in questo lasso di tempo, in questo tragitto? Allora, fare delle prove perché ho comprato una GoPro. 14 dicembre pomeriggio, a un certo punto scendete da Sebastiano. Com'è andata quella storia? Il mio compagno riceve una telefonata. Io Claudio Sterpin proprio non lo conoscevo. Io alle 17:37 manderò un messaggio informale sul telefono di Liliana, un regalo per te. Non è che gli dico dove sei, telefona immediatamente, chiamami, dove sei. Io volevo solo che Liliana si mettesse in contatto con noi. Perché nessun giornalista, perché nessuno guarda la mattina di Liliana a casa, la mattina anomala di quello che è successo quando Liliana si alza. Perché noi parliamo sempre poi del pomeriggio, parliamo degli alibi perfetti di Sebastiano, ma non guardiamo Liliana cosa fa a casa quella mattina. È impossibile che Liliana, visto che c'era tutto questo amore, questo topolino, questo ti saluto dalla finestra, e quando non trova le chiavi di casa, così sembrerebbe visto che ha quelle col cordino, come mai lei non chiama il marito e gli dice: ma tu ieri sera hai aperto tu la porta di casa? Chi l'ha aperta che non mi ricordo più, non trovo le chiavi. Seba, dove sono le chiavi? Comincia a girare sottosopra la casa. Come mai lei va così serena via con quelle con lo spaghetto? Che per giunta poi il signor Sebastiano dirà che erano non col cordino ma con un pezzo di legno. E poi andate a casa di Sebastiano. Non mi reco. Allora poi alle 17:37 mando questo messaggio. Dopo pochi minuti mi chiama col suo telefono il signor Sebastiano, certo, e mi io andavo dice: un po' per avanti. favore, Lilli non è tornata, scendi giù. Sono io e Salvo che scendiamo. E praticamente lui che mi chiede: per favore scendi. Claudio riferisce a Salvatore che sta Liliana che doveva venire a casa, che poi noi non sapevamo niente di questa storia. Dice: non sono in allerta perché non c'è Liliana. Lui mi dice: scendi per favore giù che non è tornata. Tu cosa fai? Non sei molto allegro. Allora cosa fai? Prendi la storia e vai giù e vai a vedere e cercare di capire con il marito che dice preoccupato, ecco, di capire cosa è successo. Cominci a chiedergli: ma avete fatto baruffa? Non avete fatto baruffa? E via di seguito tutto il pomeriggio così. Dopodiché prendo la situazione in mano, chiamo l'ospedale, chiamo la Croce Rossa, chiamo la sala operativa, parlo con l'UPGS, mando una mail segnalando in presenza di Sebastiano che la signora non può essersi allontanata volontariamente. Quindi quando noi la sera ci stufiamo e ce ne andiamo perché Sebastiano rema contro e parla in terza persona come di una persona sconosciuta, io sono stufa di raccontarlo. Chi vuole crede, chi non vuole non crede, però noi andiamo a casa che siamo proprio stufi e gli do la mia disponibilità che se deve andare o se vuole soprattutto e si decide andare in questura noi lo accompagneremo. Lui dice che era preoccupato, però remava contro. Gli chiediamo anche che ci apra gli armadi, che ci apra per vedere se le cose di Lilli ci sono o non ci sono, per vedere se qualcuno ha buttato dei vestiti in una valigia. Ecco, e le cose non c'è, e tantomeno la borsetta. Sto ripetendo 1000 volte che quella borsetta non c'era. Tutte le borsette erano accatastate dietro, uno sopra l'altro. È una giornata difficile. Il giorno 14 sono uscito di casa che avevo delle commissioni da fare, verso le 8:10, 8:15.
Ho finito i miei lavori verso mezzogiorno e sono andato a fare delle prove perché ho comprato una GoPro. Ho guardato il video, sono dalle 12:22 in poi fino a non so che ora, non tantissimo. Dopodiché sono venuto in bicicletta a casa. Ho mangiato, 1:30 può essere. Ho riportato la bicicletta dove c'è un piccolo studio giù in città e sono tornato a casa con la macchina. Ho visto che c'erano i telefoni lì e ho detto strano, ho detto ora ho dimenticato a casa i telefoni. Ho visto che è arrivato un messaggio, ho guardato e c'era la nostra amica qua, Gabri, che gli scrive che ha un regalo per lei, 6:30. Siamo andati giù in questura a fare una segnalazione di scomparsa verso le 10 di sera. Quindi l'ultimo momento in cui vedi Liliana è quando è affacciata dalla finestra. La colazione la mattina, che abbiamo fatto la colazione verso le 7:30. E dove la cercheresti o dove l'hai cercata? Io sono 4-5 anni che sono qua. L'unica strada che ho fatto è quella di venire qua, parcheggiare e tornare giù. Non sono andato, oppure su verso i paesi qua sopra, no? Non conosco sentieri o cose. Ah, quindi tu sei uno che non conosce sentieri. Fantastico questo sentiero, fantastico questo sentiero, fantastico questo sentiero, fantastico questo sentiero. A parte questi piccoli problemi, si passa da Conconeglio, si viene giù e si arriva qua sotto. Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Quel giorno aprite gli armadi alla ricerca di documenti o vestiario di Liliana. Com'è possibile che non hai visto la borsa con le mappe che tra l'altro era messa lì in primo piano nell'armadio? Allora assolutamente io non ho visto quella borsa, so per certo perché abbiamo poi visto i video che lì quella borsa l'ha usata il sabato quando sono andati alla mostra del libro, domenica sono andati a Grado a fare il giro, quindi non so se aveva la borsa. Lunedì mattina quando io vedo Lilli che lei scende dalla macchina per salutarci mentre stavano andando via per la sauna, lei aveva un giubbotto rosso e i pantaloni non ricordo, ma la borsetta non c'era perché probabilmente ce l'aveva in macchina. Ecco, quindi quella borsa comunque quando noi ci facciamo aprire l'armadio dal signor Sebastiano, a parte tutto lui ci apre le prime 2 ante, non la terza diciamo a destra verso la finestra, perché dice che è roba sua. Invece più tardi nelle settimane poi entranti aprirà anche quella, però c'era anche la roba di Lilli e lui quello non ha voluto mostrarci. Comunque quella borsa non c'era. Il giorno 23 la polizia mi chiamerà e mi dirà: ma tu hai visto la borsa? E io no, assolutamente non l'ho vista, però il problema grosso è quando io telefono che si fa il ritrovamento di Lilli, chiamo Sergio che non conoscevo per fargli le condoglianze perché mi sembrava una cosa corretta, cominciamo a parlare di questa borsa che io non ho vista e lui dice: ma come, se io l'ho fotografata il 18 lì? Ecco, a quel punto non mi do pace, chiederò agli inquirenti come hanno ritrovato poi al 23 loro la borsa e loro mi hanno detto che non era messa così in orizzontale ma messa dentro come un libro, quindi non so come spiegare, ecco, diciamo infilata dentro, quindi Sì, non sì. accatastata, non in Quindi orizzontale. vuota? Non lo so se era piena o perché vuota, io normalmente non quelle l'ho borse vista. lì si Sergio chiudono, la solo no? fotografa, Sì. gli inquirenti invece il 23 troveranno tutte le cose Sì, di sì, Lilli, certo, per è modo chiaro. di dire tutte le cose. È Ecco, chiaro. poi una cosa che a Sit, l'amica, la sua, quella che telefonerà, mi sembra il 14, Sì. dirà che Sebastiano gli ha detto che lei era uscita con il portafoglio. Quindi, allora, lapsus di qua, lapsus di là, io non vedo la borsa, ma capisce che ogni cosa, allora la fede, la borsa, 27 versioni, capisce che non capiamo più niente nessuno, ci lasciano sì. sempre in ogni cosa senza una vera verità. tra l'altro Le ripeto, aggiungo- le 27 versioni di Sebastiano quella mattina, ho fatto la colazione, eravamo contenti, eravamo felici, eravamo qua, eravamo là, ma siamo sicuri che dopo quella cena loro non sono tornati a casa e hanno litigato? Oppure lui stesso dice che c'era da tempo che qualcuno importunava telefonicamente Liliana, infatti lui quando sentirà alle 3 del pomeriggio questa chiamata di una persona che sta ansimando, lui lo pensa che sia il famoso stalker di Liliana, lo chiude.
Questa è la sua spiegazione. Allora dico io, ma come? Tu piange tua moglie di notte, siamo cheek to cheek, la mattina Topolini, tutto quanto, sta povera diavola, cosa la lasci là, te ne vai, non le fai una telefonata visto che piangeva la notte, perché siamo tutto uno, siamo un'anima, un corpo, non fai una telefonata, anzi chiudi il telefono per 3 ore, te ne vai a fare il giro in bici e te ne freghi letteralmente di tua moglie. Anche no, mi scusate, sono una donna, non potrei mai accettare un comportamento di mio marito così. Questo non sono dati oggettivi, sono dati di ogni giorno. Questa non trova le chiavi e non chiamerà suo marito per chiedergli: ma porca miseria, dove ho messo ste chiavi? Cerco di qua, cerco di là. Quanti minuti ci metto per cercare le chiavi? Come fai un quarto d'ora a uscire? Quella mattina a casa di Liliana era una mattina anomala. Lei fa 8 metri, non li fa in una tranche, le fa in 2 tranche. La sera prima il telefono registra che sale in casa. No! Sale solo alle 17 a casa dei rumeni quando vanno a cena, vuol dire che dopo lei, come tante volte, lo spegne. Lei rientra a casa il giorno 13 e si accenderà appena verso le 23, quindi loro erano già a casa. Cosa sappiamo noi cosa è successo? Benissimo, ti stalkerizza, la tengo vicino, piange e tu la mattina te ne vai. Ma chi ci crede, anzi vi dirò di più, che il giorno 5, nella notte del ritrovamento, il signor Sebastiano, che è sparita sua moglie da 21 giorni ed è in ansia, anzi dice lui che per la fine dell'anno stava per morire, invece di dare gli hard disk e i soldi a suo figlio, sangue del suo sangue, cosa fa? Spegne il telefono e lo mette in vibro, arriva questa telefonata, ci sono milioni di giornalisti che lo chiamano, giustamente, ingiustamente, lui accende il telefono la mattina, vede questa telefonata, giustamente richiama, non risponde nessuno e corre in questura e dice: ah, è una telefonata strana, ho ricevuto una telefonata strana. Al 14 riceve quello che ansima, blocca il telefono perché è uno stalker e la sera oppure già il pomeriggio non avvisa a noi dicendo: io sono preoccupato perché qua c'è gente che chiama Lilli e sono preoccupate, controllate immediatamente questo numero. Perché non lo fa? Non è una cosa che uno si può scordare, non può scordarsi, e non sto parlando di indagini, cose logiche. Quella roba che non è neanche messa da una donna. C'è roba di una donna, lei non metterebbe mai quelle robe dentro. Gabriella, le cose ci che sono ha le raccontato, mascherine, ma diciamo, non c'è l'astuccio. Il punto di partenza è uno. Noi abbiamo un vuoto di 3 ore. Dalle 9:12 alle 12:13 il telefono di Sebastiano non è attivo. Il consulente della procura ci dà varie ipotesi, o perché è spento, o perché comunque non ci sono connessioni dati, o perché ha inserito l'offline. Comunque questo telefono non ha nessun tipo di contatto, ma soprattutto non è in grado di poter essere localizzato con le celle. Quindi dobbiamo dare credito a quello che dice Sebastiano. Dice di essere andato nel laboratorio. Nel laboratorio però, siccome l'attività che lui faceva, anzi apro e chiudo una parentesi, di questo laboratorio Sebastiano ne parlerà soltanto in un tempo successivo agli inquirenti, non nell'immediatezza, e questo comunque è un dato che dobbiamo consegnare. Di sicuro c'è stata questa attività, ma è un'attività che comunque dal punto di vista del consumo elettrico, dell'energia elettrica, comunque è un'attività che dà una risposta comunque, come posso dire, non soddisfacente, perché comunque i consumi sono veramente irrisori e sono compatibili probabilmente con un caricabatteria. Vorrei, visto che lì la mia assistita, la mia cliente, fare una precisazione, che Sebastiano, e questo ce lo dice la signora Silvia, Sebastiano sembrerebbe, da quello che ha dichiarato a Silvia, che invece di essere stato in laboratorio alle 10:30 è tornato a casa. Questo è un dato che non è stato mai approfondito, non è un dato da poco. Dice invece, gli riferisce a Silvia che è tornata a casa alle 10:30 e dopo è riuscito. Quindi anche da questo punto di vista riteniamo che Sebastiano non sia stato preciso. Perlomeno ultimo elemento, il negozio, l'ultimo proprio negozio, quello che si trovava in Corso Italia, sicuramente dagli atti emerge che non c'è stato.
quindi abbiamo una finestra ulteriore di 20 minuti. Beh, Quindi io però... anche da questo punto di vista, ripeto, ci sono degli approfondimenti da fare. Per quel che riguarda invece le telecamere, la GoPro, riteniamo però questa richiesta l'ha anche accolta il giudice, tant'è che in materia di accertamento che ci siano state, comunque ci possono essere state delle modifiche. Adesso se si tratta di qualcosa di voluto o di involontario, questo non glielo so dire. Però anche questo accertamento lo attendiamo con molta ansia, perché ci potrebbe dare delle risposte, in quanto la GoPro non è stato mai sottoposto ad ispezione o comunque ad accertamenti, ma sono stati soltanto visionati e valutati i video che ha consegnato Sebastiano. Non abbiamo neanche il corpo di Lilli per portare 2 fiori in cimitero. Spero lo potremo fare quanto prima e andare là a fare un saluto veramente intimo con Lilli. E volevo solo aggiungere che una cosa che veramente mi dispiace, che oggi per esempio non ci siano tutti quei cari amici che hanno frequentato 25 anni, i parenti di Lilli, di Sebastiano, che la conoscevano da 32 anni. Credo che le volevano bene. Non c'è nessuno. Quando hai conosciuto tu Liliana? Il 25 ottobre del 1979. Io ero autista d'autobus che lei prendeva correntemente per andare a lavorare, il secondo turno del lavoro suo. Partiva il capolinea era vicino a casa sua, partiva alle 3:20, lei avrebbe dovuto iniziare il suo secondo turno e lavorava in un'agenzia immobiliare. Faceva qualche minuto di ritardo per prendere l'autobus dopo, per farsi portare giù da me, scoperto dopo. Di recente hai smentito il fatto che Liliana potesse aspettare uno sterpinino. Non so da dove possa essere uscita questa notizia. Io nel 1 luglio del 90 ho conosciuto la mia seconda moglie. 90. Io di Trieste, lei di Milano, Monza, Brugherio esattamente. I primissimi tempi con qualsiasi conoscenza che si fa sono quelli più... Io tra l'altro 2 mesi dopo sono andato in pensione. Io non mi frequentavo con Liliana in quegli anni. La storia vera e propria potrei dire che è iniziata dopo la morte di mia moglie. Io sono rimasto vedovo il 16 dicembre del 20 e le cose, io credo soprattutto per lei, si è aperto uno spiraglio che prima era chiuso rispetto alla possibilità di considerarla anch'io un'altra cosa rispetto a quello che era successo per i primi 40 anni. Lei mi ha mandato un messaggio il 25 ottobre adesso gli anni scappano però, il 25 ottobre 21, oggi abbiamo fatto la maratona, uguale 42 chilometri, uguale in realtà 42 anni che ci conoscevamo. Io per lei ero stato probabilmente l'unico confidente di tutta la sua vita, perché appena conosciuti io le ho dato tutte le indicazioni possibili per approcciarci all'ultramaratona che nasceva appena in quegli anni e lei si è trovata a concludere una 100 km nell'81 non avendo mai fatto più di 20 km di allenamento. Per cui il carattere. E io ero quello che le dava in qualche maniera i consigli più appropriati per poterlo fare. Però Sebastiano sapeva che vi frequentavate? Io sono convinto di sì, anche se per come lei mi diceva che avrebbe trovato il modo di dirglielo, ma anche per come lui si comportava, parliamo dell'ultimo anno se non prima, nel seguirla senza essere visto, perché ci sono delle testimonianze e del fratello e di amiche sue che lo vedevano comparire quando lei era con o il fratello a fare la spesa o le amiche a prendere un caffè e lui con la bicicletta compariva. Una sola volta, per quello che so io, lo abbiamo incrociato assolutamente fuori rotta per lui, non per noi, che da casa mia la stavo portando per chi conosce Trieste, la via dell'Istria è quella che unisce casa mia al piazzale San Giacomo, uno dei più importanti di Trieste, dove lei aveva appuntamento con le amiche. Succedeva a metà novembre, a occhio,
E lei mi ha detto, adesso abbiamo incrociato Sebastiano. Lui veniva in su, leggera salita, noi in giù per via dell'Istria, e io l'ho intravisto nello specchietto retrovisivo in bicicletta. Combinazione, lui più o meno sapeva che lei si trovava con le amiche là a quell'ora e lo abbiamo incrociato. Era l'ennesima dopo che lui l'aveva trovata vista, cioè l'unica o la prima che forse noi lo abbiamo visto. Chiaro. Ma era non la prima per quanto riguarda lei controllata da lui. A quanto pare le tue figlie non sapevano di questa nuova relazione. Come l'hanno presa quando l'hanno saputo? No, e soprattutto perché era un segreto nostro, io gliel'ho detto il 15 dicembre. Il 15 dicembre le mie figlie hanno saputo chi era la persona scomparsa ieri. Esattamente come il 15 dicembre io mi sono presentato in questura a raccontare tutta la nostra storia. Erano loro e io abbastanza grandi, anzi vecchi, per non meravigliarsi, perché per loro è stata una novità, chiaro, assoluta. D'altro canto, una 50, oggi ha 59 anni, per cui ne aveva 57, l'altra... non era il caso di andare dal papà ultra ottantenne a dirgli che cavolo fai. Parliamo di due donne diverse. Mia moglie, la mia prima moglie, mamma delle figlie, è ancora viva. La seconda moglie mi è morta. Quella ripresa in via Damiano Chiesa è Liliana o abbiamo qualche dubbio? Non sono io solo ad averla, ma almeno anche il fratello e gli amici più cari, eccetera, che le immagini sono talmente poco nitide che non si può dire che quella, anche se le assomiglia, sia Liliana. Motivo per cui noi abbiamo espresso le nostre perplessità nel considerare che quella sia lei, in parole povere. Sebastiano ha sempre pensato che il suicidio sia più che possibile. Tu? Io lo escludo assolutamente, perché con i progetti di vita che noi ci eravamo fatti negli ultimissimi mesi era impensabile che uno, e poi la stessa idea ce l'ha il fratello, la cugina, le amiche più care. Non c'era nessun presupposto perché uno a 66 anni in procinto di cambiare vita completamente vada a suicidarsi. Dopo tutto questo tempo c'è ancora qualche speranza di raggiungere la verità? È chiaro che il tutto è stato fatto con notevolissimo ritardo. Questa autopsia avrebbe dovuto essere fatta subito, ma siccome lei si è suicidata non occorre fare niente, pietra sopra, punto. E quindi adesso sarà difficile riuscire a scoprire un qualcosa di nuovo. Io spero di sì, ardentemente, perché lei non si è suicidata, primo, indipendentemente da come è morta, non sicuramente dove è stata trovata, secondo, perché per raggiungere quel posto, che io l'ho conosciuto dopo, purtroppo, qualche settimana dopo il suo ritrovamento, non può essere raggiunto il punto preciso dove lei è stata trovata, che poi nei mesi è cambiato di un 2 o 3 volte, ma sempre nelle vicinanze, escluso senza lasciare su di lei stessa vestiti, i sacchi neri famosi, eccetera. Oggi come oggi, quel posto, io l'ho ripetuto già, lo dico di nuovo per l'ennesima volta, i sentieri che conducono in quel punto preciso sono diventati delle autostrade per 10.000 persone che ci sono transitate. Oggi Liliana avrebbe compiuto 66 anni. Una cosa, guarda, è 2 giorni che ci penso, guarda. È morta da quasi 2 anni e mezzo ed è solo 2 giorni che ci pensi? La gente non sa, non capisce. Manca un pezzo di te, mi sembra di avere la casa vuota. Quando mi metto a letto, guarda, ho il suo cuscino, le sue cose, le foto, i suoi berretti, le sue maglie. Mi sta battendo il cuore, guarda. Se ti batte il cuore vuol dire che sei vivo. Non hai regalato poi via niente di Liliana, vero? Sì, non ho toccato niente. Non ho toccato niente, guarda. I suoi foulard, i suoi pigiami. Io ogni tanto apro questi armadi, mi sembra di vederla, non riesco a buttar via niente, guarda. Dura, guarda, veramente. Tutti i bei compleanni di Liliana sono sempre stati stupendi, meravigliosi. Abbiamo fatto sempre con gli amici più cari, molte volte anche da soli. Una domanda che farei io a lei:
cosa pensi di tutto quello che hanno detto su di te. Questa è la realtà, capisci? Sarebbe veramente disgustata e addolorata veramente. Abbiamo sempre vissuto una vita quasi da invisibili, come dicevo io a lei. Bisogna essere invisibili e fare la nostra vita, questo era quello che facevamo. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.